Allora, questo qua è un progetto che secondo me è un po' particolare per come è nato, nel senso che, se anche qua si vede, siamo state in diverse persone a seguirlo, in particolare io con questo designer di Ligure, Stefano Bricola, che poi è anche un carissimo amico, quindi in realtà era un pochino lui che portava il progetto, e anche un po' la difficoltà di dire ok, io ho un concept, lui mi diceva rispetto all'interno, rispetto a quello che vogliamo che diventi questo oggetto che adesso vi mostro, bisognava dargli però, come dire, delle superfici e dei volumi in cui far stare tutto questo, perché quello da cui noi partivamo era questo, quindi un tabià, per come è definito in Val di Fiemme, quindi i vecchi fienili, che stava anche bene da un punto di vista dello Stato, per quanto in uso in realtà poco. Il problema reale è che, o forse anche per noi la sfida, è che era sotto vincolo, non sotto vincolo della sovrintendenza, ma un vincolo locale, edificio del patrimonio montano, storico, e quindi doveva mantenere quella che era la sua riconoscibilità, non certo d'uso, ma di aspetto. Quindi architettonicamente, diciamola così, non potevamo alterare granché, soprattutto per tutto quello che era la parte in legno. Sul retro cambia molto perché questo fasciame è diverso e diciamo che queste zone sono state quelle per noi un po' più facili da gestire. Anche la muratura non poteva essere toccata proprio perché ciò che si vede deve quanto più possibile essere mantenuto. Consentito il cambio di destinazione d'uso, quindi da fienile sarebbe diventato effettivamente casa, e quindi si apre tutta la tematica del, al di là della prestazione termica, in questo caso anche banalmente dei rapporti aeroilluminanti, cioè dobbiamo illuminarlo questo elemento, e non potevamo pensare di ragionare solo in copertura perché in realtà è su due livelli. Quindi questo tanto per dire che cosa c'è a livello, cosa c'era a livello di parte in muratura, quindi la parte sotto, questa è la vecchia stalla, e sul fronte, con due ingressi indipendenti, due stanzette, veniva utilizzato in estate in realtà per starci un pochino, ma così, non in maniera strutturata, per cui non c'era impianto, cioè non c'era assolutamente nulla. Al piano di sopra, diciamo nel famoso fienile, questa era la nostra situazione. Cioè, quindi questo era ciò che rappresentava il nostro involucro per buona parte. Tra l'altro questo è l'elemento particolarmente complicato da gestire, perché queste assi sono tutte incastrate, cioè sono dei mezzi tronchi, mentre la parte superiore erano effettivamente assi chiodate, come la parte grigia, probabilmente in larice del fronte nord. Quindi, ok, ridarò la stessa forma, ma li posso pensare di fare anche delle rimozioni. Qua era anche proprio tecnicamente molto complicato, perché va a smontarlo e rimontala questa cosa qua. Quindi, e questo un pochino. E ovviamente il nulla del vuoto. E avrebbe dovuto venirci fuori appunto un'abitazione. Quindi sul fronte nord un po' più di muratura, però vedete parti comunque aperte, parti anche qua in copertura, che poi in qualche maniera bisognava da un lato mantenere, ma al tempo stesso andare a riempire. E questo lato è ancora uno di quelli di facile gestione, nel senso che qua, come si vede, le assi non sono incastrate negli elementi orizzontali, cioè non sono in mezzi tronchi. Quindi, mentre le parti critiche erano queste. Cioè, quindi la problematica era, questa cosa ha bisogno, soprattutto per la parte sopra, di un involucro, perché non c'è, ma A, come lo penso, e B, come lo realizzo. Perché comunque smontare questa roba qua sarebbe stato, cioè nessuno ha detto no, non ci mettiamo, ma neanche a pensarlo lontanamente. Questo in maniera molto schematica in realtà era quello che si voleva fare. Quindi queste qua in realtà sono proprio delle prime, ho preso queste come immagini, piano terra, quello tutto in muratura, cioè tutto in sasso, dove queste sono le due celle
che in origine già c'erano, solamente con gli ingressi sul fronte, e questa era tutta la vecchia stalla, quindi la scelta è stata: qua esce un bagno, queste diventano camere, tutto questo spazio ovviamente è da creare, e addirittura qua si è voluto lanciarsi con una piccola sauna. Quindi insomma le richieste erano interessanti. Sopra tutta zona pseudo open space, pseudo perché poi vi spiego dove sta pseudo, un bagno ovviamente, e l'ingresso, il grande portone che andava mantenuto anche quello, gestito poi con una bussola, per cui la parte termica è stata arretrata in quel caso e mantenuto il portone. E qua tutti i nostri simpatici mezzi tronchi. A livello intermedio un soppalco, perché spazio ce n'avevamo, quindi l'idea è stata: mettiamo un soppalco così recuperiamo anche un pochino di spazio ulteriore. Divertente poi è stato decidere come lo teniamo su il soppalco, soprattutto quando frontalmente qua non ho muro, non avrei avuto una struttura portante. Quindi insomma queste erano un pochino E il gioco dei prospetti qual è stato? Siccome dobbiamo creare delle finestre, ma dobbiamo riportarci in una condizione per cui non alteriamo, allora si è tutto ragionato per una forometria che ci desse l'illuminazione che ci serviva, esattamente modulare con i tronchi che avevamo o con le assi che poi abbiamo sostituito, perché in parte siamo riusciti a sostituirla, laddove nel momento in cui andavo a chiudere tornava tutto esattamente com'era, cioè com'è allo stato di partenza del progetto. Quindi da un punto di vista forometrie attive, questi rettangoli sono semplicemente degli specchi di vetro. Poi lo vediamo. A un certo punto, quando si è trattato di cominciare, il discorso involucri da gestire era questo. Qua era già stato tirato giù il solaio sopra alle 2 cellule esistenti in muratura, per questioni di facilità di lavorazione, però per dire sopra questa situazione, sotto invece ho massa. Quindi sotto c'ho massa e poco spazio, ma devo poi coibentare. Sopra non ho niente. E devo però creare ovviamente alta prestazione, perché è un cambio di destinazione d'uso, di conseguenza fosse anche stato il minimo sindacale, però i requisiti minimi di legge, eravamo più o meno periodo di Vaia, poco prima di Vaia è cominciato il lavoro, quindi gli standard abbastanza alti da questo punto di vista. Quindi 2 logiche completamente diverse nel gestire sopra e sotto, anche perché sotto, soprattutto nella parte esistente, gli spazi non erano proprio generosissimi, quindi anche lì riuscire a... Allora siamo un pochino spinti con i materiali, dico spinti perché io ammetto che è stata la prima volta che ho utilizzato il riflettente e ho detto speriamo bene. E finora tutto bene, però non cantiamo vittoria troppo presto, nel senso che avevo bisogno di 2 cose: di contenere gli spessori, appunto, dovendo coibentare dall'interno tutto il sistema di controllo, barriera al vapore, eccetera, quindi più io riuscivo questa cosa a risolverla con pochi strati e con un materiale che mi aiutasse a fare l'una e l'altra cosa, tanto meglio, anche perché dovevo garantire spazio per il passaggio degli impianti, dalla parte elettrica, dalla parte idraulica, cioè non c'era niente. Di conseguenza anche lì, mai più mi metto a rompere dentro il muro in pietra, che nel momento in cui faccio un foro sai tu che cosa mi viene giù. Quindi insomma c'era un pochino tutto da far stare insieme, quindi ok, dici, vado col riflettente contenta come una Pasqua. Ma a Pasquetta la Pasqua era già sul disperato. Perché? Perché, e qua penso a quello che è stato esposto prima, schede tecniche. Nel momento in cui ho fatto quella scelta, pensando e orientandomi verso la realtà che conoscevo, mi sono fidata di schede tecniche che effettivamente proprio di tecnico non avevano tutto. Quindi mi è venuto il dubbio, mi sono confrontata con un collega e fatto un po' di ragionamento e ho detto no, ok, qua la prestazione che io ho calcolato, quindi con la G10 depositata, con tutta una serie già di verifiche ovviamente portate avanti, non stava in piedi. Che si fa? E niente, siamo intervenuti mettendo dietro un po' di, cambiando fornitore in primis, il quale mi ha detto guarda che per onestà tu arrivi a questa prestazione, con questo materiale, con questa soluzione. Quindi onore a chi in maniera estremamente chiara e trasparente ha dichiarato
le prestazioni e siamo intervenuti mettendo dietro un pannellino sottile, proprio il minimo per riuscire a dire, lo ammetto in questo caso, il numero torna. E va bene, però nastrando tutto, perché a questo punto mi erano cambiati un pochino i parametri. Colgo l'occasione per dire perché c'è un buco nel muro, dopo tutto questo ragionamento di perché? Perché allora questa qua è una seconda casa, vissuta prevalentemente in periodo invernale poco e in estate poco. Per cui il mio parametro utente, per cui vado a fare le mie verifiche, i miei standard, era un pochino aleatorio. Si voleva semplificare quanto più possibile l'impianto, quindi qua niente pompe di calore, siamo con una normale caldaia a gas, lo dichiaro, quindi niente impianti che non sono costantemente controllati e monitorati, perché non c'è nessuno che lo possa fare. Tutto molto ipersigillato, proprio perché poi quando passiamo al piano sopra per vedere invece l'involucro etereo che abbiamo lì, nastri a destra e a sinistra, però caricare anche una ventilazione meccanica in quel momento come costi, come spazi, abbiamo detto no. Gli infissi, per carità, sono di quelli con la microventilazione, scelti appositamente, abbiamo detto, facciamo così, piano B. Se nel tempo viene fuori qualche criticità, mettiamo delle VMC decentrate piano terra e piano superiore. Quindi, essendo piano terra, il muro grosso in sasso, eccetera, abbiamo semplicemente fatto già un carotaggio, già la predisposizione. L'abbiamo riempita di isolante, finora è ancora lì. Non abbiamo dovuto ricorrere al piano B, ma questo per dire perché in tutto questo ci troviamo un buco nella parete. E qua, vabbè, finché si sale, cioè finché si divide lo spazio con la testa del ponte termico, su un facestruzzo alveolare autoclavato per il ponte termico contro terra, gli imbotti anche qua non potevamo spostare la finestra e quindi vai di aerogel, per fortuna non erano tanti metri quadri, quindi si è potuto anche, come dire, investire da quel punto di vista perché dovevamo mantenere tutto così com'era. E si sale sopra. Sopra nel fienile va costruito tutto. Cosa costruisci? Come lo costruisci? Praticamente è stato pensato questo, io lo chiamo proprio scheletro, perché quello è stato. La sua funzione era quella di tenere su dell'isolante. Quindi più o meno abbiamo un 20 cm di lana di roccia su questo, come dire, doppia faccia di questa struttura, lana di roccia ad alta densità perché comunque mi deve funzionare sia in estate che in inverno e anche perché per come poi l'abbiamo realizzata, che il mio pannellino stesse fermo, mi serviva. Questo perché? Perché in realtà il problema, poi abbiamo ovviamente invece con quella bassa densità riempito, proprio stipato dentro in tutte le parti che erano, dovevamo da strutture in legno, che ovviamente aveva i famosi sfese, come dire, in cui si vedeva dentro per fuori, perché abbiamo lasciato la struttura così com'era, però bisognava coeventarla. Ecco, la particolarità di tutta questa operazione è stata che laddove avevamo i mezzi tronchi, da un punto di vista di rivestimento in facciata, posa tu teli, nastri, cioè era complicato, per cui in 2 lati su 4 si è cercato di pensare a un involucro che mi desse, lo chiamo involucro perché non saprei come altro chiamarlo, ma mi desse la prestazione termica che mi serviva, ma che mi consentisse in qualche modo di realizzarlo senza tirare giù tutto. Quindi come abbiamo costruito effettivamente? In quelle parti lì abbiamo costruito partendo dall'esterno verso l'interno e dal basso verso l'alto, cioè come se fosse una muratura concettualmente, ma si lavorava per fasce in modo tale da riuscire a far sbordare i teli, quello che serviva, e la parte davanti sono stati utilizzati dei pannelli in DHF che erano sia a tenuta dell'acqua ovviamente, ma permeabili, in modo che mi facessero l'equivalente di un telo traspirante sull'esterno, comunque nastrate anche dall'interno
le assi, e questo mi consentiva: metti giù una parte di pannelli, sali con l'isolante, dall'alto ti riesci, c'era un pochino di spazio, riesci a nastrare in un senso e nell'altro, e avanti si è andati su. E questo era, come dire, l'esito man mano che si procedeva, dove nel nostro telaio c'era la modularità legata alle assi esterne, per poi avere i fori finestra. Eccolo qua, uno di questi, tutto bello riempito con l'isolante. Vedete qua, proprio si vede e qua avevamo bloccato fin tanto che si lavorava, mettevano le assi, quelli che poi saranno invece gli scuri. L'interno, tutto sommato, era più gestibile una volta che c'era diciamo, quella grande ossatura riempita con l'isolante. Tra l'altro l'intelaiatura era tutta sfalsata in modo tale che il pannello retrostante coprisse il montante della parte davanti e viceversa, quindi anche lì per evitare il ponte termico. E poi l'interno molto più facilmente, teli, nastri, e dopo di qua si è andato semplicemente col placcaggio in cartongesso, che su tutta la parte bassa della zona qua del fienile è stato risolto con un radiante a parete, perché il pavimento non ci bastava. E quindi le parti in muratura degli angolari del fienile risolte esattamente come il piano inferiore, quindi c'era abbastanza coerenza, e il fatto di aver tagliato i solai ci ha consentito di andare anche in continuità con gli isolanti, quindi ponti termici risolti. Ecco qua il radiante. E qua semplicemente questa foto perché devo dire bravissimo lui, bravissima questa piccola carpenteria, perché banalmente io gli portavo disegni in questa maniera qua, non cose, niente CAD, perché avevano proprio bisogno di starci dentro, di capire le note, eccetera. Questo in realtà è come dire, il soffitto della bussola, che è portante ed è termicamente isolato per poterlo utilizzare. Ma la cosa che a me ha colpito è che lui prendeva questi disegni, li guardavamo insieme e poi dopo lui se li ridisegnava per dirmi: ho capito, stiamo dicendo, cioè questo è quello che vuoi fare, e il dettaglio punto chiodo, eccetera, per cui tanta roba. Ha fatto la differenza aver potuto lavorare anche con una persona del genere, che proprio ci ha messo il cuore, oltre che la capacità. Niente, qua siamo già nelle parti un po' più facili. Il soppalco che però nella parte frontale non aveva il muro, perché è sempre fatto nella stessa maniera di tutto il resto qua del perimetro, quindi l'abbiamo agganciato al soffitto, alle travi del tetto. La scala per andare giù di sotto, perché ovviamente abbiamo messo in connessione parte sopra e parte sotto senza dover fare il giro all'esterno, appoggiata, cioè appesa qua e appoggiata, fine, in modo tale che qua una cosa molto leggera, un disegno di Stefano questo, e poi man mano ecco che il palco prende forma, gli spazi sopra prendono forma. Qua siamo sopra la bussola, per cui i disegni, gli schizzi di prima, per renderlo termicamente isolato e quindi poterlo utilizzare all'interno. Qua siamo sopra il bagno della zona giorno, quindi anche questo reso portante per poterlo utilizzare. La capriata in mezzo perché gli stava, e quindi serenamente ce la scavalchiamo quando andiamo da una parte all'altra. Qua si vede il soppalco che è appeso, non arriva ad appoggiare su un muro che peraltro è inesistente, per cui ecco qua. E qua il gioco delle finestre, quindi questa è una delle finestre che abbiamo visto prima, in questo momento aperta, vista dall'interno con i suoi scuretti. La vedo dall'esterno e nel momento in cui è chiusa scompare, non c'è più. Stessa cosa dove avevamo i tronchi, quelli che non abbiamo potuto toccare, quindi di prima ovviamente li abbiamo sostituiti e ci ha consentito un pochino di facilitazione di esecuzione. Eccoli qua, portati in falegnameria a fare, a preparare, eccetera. Alla fine questo è sta cominciato a essere l'esito finale, e questa con proprio la specchiatura che è esattamente modulare con le sue ante,
questo qua che non si vede appena appena, ma queste qua sono le altre 3 finestre di questa parte qua, queste per davanti, mantenuto anche qua nella parte inferiore, visto che qualcun altro ha usato la vista notturna, anche noi abbiamo messo la vista notturna, e qua semplicemente adesso un po' come all'interno la bussola. Qua si sale al soppalco, qua si scende giù di sotto e hanno voluto, nonostante ci sia un impianto radiante, ovviamente delle stufe per l'amor di fiamme, così abbiamo risolto le rinnovabili senza dover andare in pompa, cioè, che diventava molto più complicato, quindi non abbiamo fotovoltaico sulla copertura, non abbiamo solare termico, perché? Perché sono impianti che hanno bisogno che qualcuno comunque sia lì a gestirli, e non è la cosa assolutamente fattibile. Quindi questo parte di una stanza, dalla sauna la vista del disimpegno piano, diciamo, a piano camere, quello basso. E ecco, questa è stata la storia di questo fienile che adesso effettivamente è casa.